perché Babbo Natale, vieni, mettiti qui a fianco perché sto per presentare. Si vede bene qui, Luca, o mi vado più avanti? Va bene così? Facciamo entrare il vero Babbo Natale. No, scusa. Ho detto Babbo Natale, non Garibaldi. Perché sembra Garibaldi? No, del Babbo Natale. Chissà, quello del Signore degli Anelli, come si chiama? Ah? Se l'avete smesso di prendere in giro. Signore degli Anelli. Babbo Natale. Magari Babbo Natale. Ma lei è quello vero? Ma è da quello vero, sono un ingegnere io. Come ingegnere? Sono ingegnere da 8 anni, solo che non trovo lavoro e mi tocca fare su scimpro. Capito? Mi tocca andare a distribuire i regali in tutte le case per la ditta Giochi Costosi, la conosci? No, sono... È molti anni che lo fa questo? È 8 anni che lo fa, non di vostro bruso. Vabbè, quello è... Ascolta un attimino, ma quindi deve portare dei... Devo portare... Oggi è... Là mi dà... Là... Cosa c'hai? Mi dà Ruzzo Mondo in terra. Oggi è in ritardo, oggi è 26. Le stavo dicendo quello, purtroppo hanno licenziato il mio collega e sto ancora consegnando questo segamente di regali. A chi deve consegnarlo qui il regalo? Lei chi è? Non è Massimiliano Meda? Massimiliano Meda. E non li ha ordinati lei fin porno? No. Come no? Ma cosa ridete? Non li ho ordinati io, ma Ah, con quelle facce da malandrino? Ma io non ne ho faccio da malandrino, pensa alla sua. No. Vabbè, me li guardo io, dai. Vabbè, E comunque non ne ho più voglia io di consegnare questi qua. Vi scrivono lettere. A lei scrivono le lettere? Certo, scrivono le lettere. E cosa le scrivono? Adesso lo faccio vedere, guarda le letterine che mi scrivono. Allora, caro Babbo Natale, sono Lorenzo di Utta, ho 10 anni. Mi porteresti il costume di Superman? Abito in una casa di campagna, isolata. Per arrivare bisogna attraversare un bosco. C'è buio dappertutto ed è pieno di cani sciolti. No, ma te lo sto portando. Vabbè, non te lo porta il bambino. Fatti Dani, secondo lui. Ma scusi, ma poverino il bambino. tua. Ma dai. Caro Babbo Natale, mi chiamo Carletto. Questo scrive ogni anno, vabbè, il bambino. Mi porteresti il camion dei pompieri o cannuburo? Vabbè, quello è... Ho sempre desiderato il camion dei pompieri. Lo so. Lo voglio. Ascolta, Carletto, facciamo così. Stanotte vengo e brucio a casa tua, così c'hai tutti i camion dei pompieri che Ma bruciano. no, ma poverino, ma lei non può essere così crudele, scusi. Non c'è più voglia. Un'altra lettera. Che altro scritto, mamma mia. Caro Babbo Natale, mi chiamo Enzo Pelloso, ma non sono tanto pelloso. Enzo? Pelloso. Con 2 L. Enzo Pelloso, ma non sono tanto pelloso e neanche tanto Enzo. Ecco, questo è tonto. Vorrei un cavallo a dondolo nuovo, perché quello che mi hai portato l'anno scorso non gli ho dato da mangiare, è morto. Come è morto? Ma vogliesti don tu? Certo. Un altro mi ha scritto a protestato che dice che il pallone che gli ho portato non aveva le istruzioni. Vabbè, sono bambini. No, questo è un carabiniere. Vabbè, che scrivono anche i grandi. Adesso scrivono i grandi. Guarda qui. Cosa c'è? Caro Babbo Natale, mi chiamo Vincenzo, sono un imprenditore di 58 anni e sono innamorato di una bella ragazza di 20. Cosa posso fare per conquistarla? Bah, difficile. Dalle il tuo numero. Di telefono? No, di bancomat. Un'altra però, dai che siamo già in pubblicità. Senti quest'altra. Caro Babbo Natale, sono Jessica di Narcao. C'è gente della sua zona. Gente di Bida. Non di Bida. Piccolino. Vorrei tanto una sorellina. Vorresti una sorellina? Portami tua madre. No! Ma sta scherzando? Vediamo cosa si può ma fare. lasci stare, vabbè, ma mi state sbagliando, ci stanno dicendo che c'è la pubblicità. C'è la pubblicità, Allora, non scrivete a Babbo Natale, almeno non a questo. Pubblicità, torniamo tra un minuto. Che cambia canale? È un furfaldino. Un furfaldino, va bene, stiamo tornando. Io devo lavorare per Vado a lavorare. E mi facciano portare va a lavorare. Vabbè, io vado. Babbo Natale, a tra poco.